Non ho niente da dichiarare, prima il partito deve chiarire alcune cose con me. Poche parole ma precise, quelle che l'assessore regionale Federico Caner utilizza per spiegare la sua posizione all'interno del Carroccio, nei giorni in cui sempre più insistenti si fanno le voci di un suo passaggio a Forza Italia con il segretario della Lega Trevigiana Dimitri Coin, che a più riprese ha chiesto allo stesso Caner di chiarire pubblicamente i suoi intendimenti, ma Caner pare di capire non è tipo da ultimatum e nel no comment alla nostra emittente dice qualcosa in più rispetto a quanto trapelato fino ad oggi. Prima il partito deve chiarire alcune cose con me, ci scrive dunque in un messaggio WhatsApp il rappresentante leghista della Giunta Zaia, senza aggiungere altro, ma aprendo di fatto un altro fronte all'indomani dell'approdo di Giampaolo Vallardi, ex senatore della Lega e già presidente della Commissione Agricoltura, tra gli azzurri di Flavio Tosi che sempre in diretta sulla nostra emittente non ha smentito la notizia di grandi manovre in corso non solo nei confronti di Caner ma anche di Giampaolo Botaccin e Roberto Marcato, tutti pesi da 90 della giunta regionale. Per rispetto appunto degli stessi saranno loro a dover fare questo tipo di scelta. In Lega si alzano le paratoie contro un possibile travaso. A Treviso, Vallardi e nel mirino l'ex deputato Giuseppe Paolini in un post su Facebook lo prende di fatto in giro citando il videocult dell'estate in Veneto e a Focus rincara la dose. Oh, c'è Devetto! Devetto, amore! Io facevo parte della pattuglia dei parlamentari che come lui è rimasta a casa e credo che un allenatore di una squadra di calcio metta in campo la squadra e i giocatori accettano il verdetto. Se lui non ha gradito la non ricandidatura, questo è un problema suo. Lui ricordo, ha fatto il senatore per 2 mandati. Quindi credo che non sia stato discriminato dalla Lega. Flavio Tosi, che è un furbacchione, sta facendo campagna acquisti su calciatori un po' a fine carriera. Usa una metafora impietosa Stefano Marcon, presidente della provincia, che a inizio estate aveva provocato uno tsunami dimettendosi da sindaco di Castelfranco nel giorno del congresso regionale della Lega, dimissioni poi rientrate con Marcon che nel Carroccio però è sempre rimasto. La Lega è una nave che assieme ad altri naviga in mari mossi, chiamiamoli così, ma tiene ben la rotta. E chi abbandona una nave oggi a me fa ricordare il comandante Schettino. Il messaggio di Marcone è duplice, al partito e ai delusi. Dico alla Lega che il confronto serve, che bisogna mettere in atto magari più confronto in modo tale da superare alcune questioni che hanno portato magari a delle rigidità, però a questi già colleghi di partito che stanno guardando a Forza Italia oggi, io invito a fare una riflessione. Non ha mai portato fortuna andare fuori dalla Lega. Resta il fatto che Lega e Forza Italia sono alleati di governo sia a Roma che a Venezia. Insomma, a finire nella scarpata potrebbe essere anche un'alleanza, solo all'apparenza solida. Oh, c'è Devetto! Devetto, amore!